Hieronymus Joseph Franz de Paula Colloredo von Walsee und Mels. Per gli amici Hieronymus von Colloredo. Per gli amici di Upaltubo, dome Hieroni, perché non vinti di Pierdi, dai. Perché si feveli all'inmo di Ket Nobil Furlan sui libri di storie? Bah, lui dice, alle dome licenziate in brutte maniere un cert Wolfgang Amadeus Mozart. Non sai se avete presenti, po' il genio assoluto de musiche. Certo che no Furlan, ho vin sempre di farsi cognossi, ma tacchin dall'imprim, ossin sul final dal 1700 e Hieroni, dall'antic chiesat Furlan dai Colloredo, alle princip e arcivescul di Salzburg, pal Furlan Salisburg. E come duci Sioron di Chete, aveva una schirie di int che lavorava sotto di lui. E trachesk anche il pari di Mozart, Leopold, che aveva i balin pal posto fisso. Ma noi bastava di velo chiatat par sé, al voleva chiataial anche a Sofì. Io non lo lascio il posto fisso, non lo lascio il posto fisso, capito? E così lo ha presentato al suo paron. Hieroni, che era un uomo un'evore intelligente, aveva capito da urmani il talento di Mozart. E è vero, il giovine era un tic mataran. Ma tai Prince Timps, i doi allevin da guardi come campanellis. Pensate che Amadeus aveva addirittura dedicato un'opera al suo boss, il sogno di Scipione. E così Hieroni lo lasciava di spesso la torpe Europe, di une corte a che altre, perché il perfezionasse la sua musica e si facesse cognosci. Mozart era ben contento di la Tordeon, ma a un certo punto aveva attaccato a approfittare masse di situazione, anche perché l'ambiente di corte lo schiafoiava. Con tutto il morbin che aveva intorno, non poteva sopportare che clappe di nobilastris che non capiva nulla delle sue musiche. Per le lettere che mandava a suo pari, scriveva «Vo o saves, chiar pari, che dome par amor vuestri o soia Salisburg, perché per Dio, se avessi di dipendi di me, mi sareste netati l'ultim decreto prin di partì che ste volte». Il buon Amadeus si faceva via di un'evore da rara corte e il principe Colloredo attaccava a sustassi sempre di più perché questo atteggiamento e pessosi intemperancis. Così la ultima des macacadis si accostade chiare. Hieroni si aveva portato da uri il giovine a Viena per i funerali di Maria e Teresia d'Austria, ma quando che avevano di tornare a casa, Mozart gli era sparito e si era presentato sul puesto di Vore una settimana dopo, tirant fur mil scusis. Il miedi mi ha detto che hai gli spapilli gustativi interrotti. O hai anche un comedon che al fa contatto col pin. E il mio pari si era dentro tal pulinare. Nuie, palnestri Hieroni, gli era par da bon masse. Lui, che aveva scoviarto il talento di Mozart, che per prim gli aveva dato un lavoro e che gli aveva permesso di lator perdute l'Europa, non poteva sopportare un affronto dal genere. È un presuntuoso, immorale, irritante marmocchio. Giusto un tic rabbiato, no mo? Come che al mostra il film di Milos Forman, Amadeus. Ma il film non conta il particolare, disin così, più interessante. Quando Hieroni ha deciso di licenziarlo, gli ha raccomandato al suo camerlengo di dare come liquidazione una biele pidade tal tafanari, vale a dire tal pesenal, o volevi dire, insomma, mi ved capito là. Sì, proprio per questo episodio il nostro Hieroni ha anche movuto riguardato i libri di storie. Allora, Hieronymus Joseph Franz Amadeus e tutta l'orchestra laiù. Se mettete un mi piace a questo video, non us danno un'epidade laiù anche a voi altri,